benvenuti dal Marullo per Messana Promende, gara valida per gli ottavi di ritorno di Coppa. Incontro che sarà diretto dal signor Salvatore Montevergine della sezione di Ragusa, con Siracusa e Belfiore come assistenti. Punizione per la Messana, parte Ballarò col destro. Tiro che però si spegne al lato, prima occasione. Opportunità di contropiede con Rasa che controlla sulla destra davanti a un avversario, cambia gioco nella zona di Aloe, che è inseguito da Peditto, lo chiude il numero 2, poi lo atterra e calcio di rigore per la Promende. Rivediamo il contatto fra Peditto e Aloe, nessun dubbio per il direttore di gara. Dagli 11 metri parte Aloe che spiazza Rotella e sblocca il parziale al Marullo. Promende che realizza quindi la prima marcatura di giornata. Avanza Buonasera, c'è lo scambio corto, pallone buono per Roll che carica il tiro. Occasione che però finisce fuori. Rimessa laterale per la Messana. C'è un colpo di testa della Promende, poi arriva Calcagno a superare diversi avversari. Giocata su D'Amico che punta un avversario. Pallone orizzontale per Buda che manca di un soffio la sfera. Ci prova sempre la Messana, colpo di testa di Buda che però perde il possesso, recuperato da Ballarò che adesso ha spazio per andare. Ancora Ballarò col mancino. Sta spingendo la Messana per trovare la rete del pareggio. Calcagno, appoggio corto su Peditto che vuole il cross in aria, stacca Cordima. Grande parata di Bucca. Ballarò prova a far avanzare i suoi, pallone per D'Amico, ancora Buda che prova la conclusione. Pallone che si stampa sul palo. Ancora un'opportunità per la Messana che va al traversone in aria. Libera la Promende, pallone raccolto da Roll. Trova una grande risposta di Bucca il numero 9. Calcagno, pallone orizzontale per Munafò che controlla, vince diversi duelli. Ancora Munafò, prova a trovare un compagno libero. Riesce a servire Buonasera in aria che però viene chiuso all'ultimo. Calcio d'angolo per la Messana sul pallone, arriva Cordima che trova il gol del pareggio. L'ha ripresa la Messana e l'ha fatto con il proprio capitano che va ad esultare così. Rivediamo il cross perfetto per Cordima che ha insaccato l'1-1. Roll prova ad avanzare, adesso è costretto a tornare indietro, riesce a trovare Calcagno. Pallone interessante per Ballarò che viene atterrato. Non c'è nulla secondo Montevergine, tanti dubbi da parte della Messana. Qui rivediamo l'entità del contatto fra Ballarò e Milanese. La signora Siracusa richiama il direttore di gara che però è impassibile sulla propria decisione. Pallone recuperato dalla Promende che adesso attacca con Aloe, controllo col mancino, arriva la conclusione che supera Rotella per il 2-1. Promende di nuovo in vantaggio. Rivediamo lo scatto sul filo del fuorigioco dell'11, il controllo e poi il tiro che ha battuto Rotella. Punizione per la Messana, tiro ribattuto. Pallone che arriva nella zona di Roll che viene atterrato, arriva la conclusione di D'Amico. Sfera che poi termina sulla traversa ma tanti dubbi. Ma termina così il primo tempo, Promende avanti per 2-1. Peditto prova a giocare sulla destra sopra un avversario, mette un pallone in mezzo. Si salva, Bucca in calcio d'angolo. Ancora Messana in avanti, pallone in aria per D'Amico che prova l'acrobazia, ma trova soltanto la risposta di Bucca. Cordima, Calcagno in verticale nella zona di Buda, c'è l'appoggio per Roll, lo scarico su Peditto. Prova il traversone il numero 2 ma colpisce la traversa. Cambio per la Messana, Gennaro prende il posto di Roll. Punizione Messana, parte Buda col mancino. Ancora, attento Bucca. Ci sono due giocatori a terra, la Messana però batte subito con Calcagno. Munafò mette in mezzo per Ballarò che si divora il gol del 2-2. Grandissima occasione per la Messana. Messana ancora in possesso, Buda vuole battere il calcio di punizione. Riesce a giocare profondo su Di Vincenzo che si defila, ancora Di Vincenzo mette il pallone in aria. Chiusa ancora la manovra della Messana. Possesso per la Promende, solito pallone profondo nella zona di Aloe. C'è il cambio di gioco, il controllo. Cordima qui perde un duello ma arriva la parata di Rotella a salvare la Messana. Rimessa laterale per la Messana, viene servito Buda.
che prova una conclusione, arriva Cafarella. Pallone alto sopra la traversa, attacca ancora la Messana, c'è un colpo di testa, poi un altro tiro. Si salva sempre la Promende. Cordima prova ad avanzare, grande azione personale, arriva il sinistro che vale il 2-2. Pareggia ancora la Messana, doppietta per Cordima. Rivediamo la gran botta dal limite di Cordima che ha superato Bucca per la seconda volta in partita. Prova l'ultimo assalto la Messana che qui gioca sulla sinistra. C'è un suggerimento corto e poi la conclusione viene ancora deviata dalla Promende che manda il pallone via. E poi Montevergine fischia 3 volte, finisce così.